Momento politico importante per Gaetano Cani qui ad Agrigento per il lancio nel capoluogo della sua candidatura, il rinnovo del suo impegno politico all'Ars. Certamente è un momento importante, una grande manifestazione con tantissima gente, come avete visto, tantissimo entusiasmo e siamo veramente contenti, questo è un buon auspicio, siamo nell'ultimo tratto, come dicevo, siamo convinti di arrivare e di vincere questa battaglia e rappresentare al migliore e nel migliore dei modi la nostra terra, la nostra provincia. Ecco, il suo impegno politico per la scelta dell'UDC, come mai? L'UDC è stato sempre il mio partito, quindi infatti io rivendico nel volantino lo slogan impegno e coerenza. La grande coerenza, io non sono un saltimbanco, sono stato sempre lì perché ci sono dei valori, ci sono delle cose che vanno tenute presenti sempre. Le priorità del suo impegno politico anche per il futuro come lo è stato per il passato? Le priorità, ho avuto modo di dirlo, soprattutto il lavoro, lavoro per i giovani, per le famiglie, bisogna ridare speranza e fiducia a tutti i cittadini che sono sfiduciati. La Sicilia ha tante risorse paesaggistiche, culturali, museali, agricole, tanti prodotti importanti, dobbiamo solo valorizzarli e canalizzarli in maniera seria ed efficace. Lei è rappresentante di un paese importante come Canicattì, dove ultimamente anche il settore agricolo è un po' in crisi. Il settore agricolo è un po' in crisi, però finalmente ancora una volta quest'anno ha tenuto, ha dato grossi risultati e siamo tutti felici.